privati se vogliono il bene della città, così il sindaco Brugnaro sulla cordata di imprenditori per il nuovo stadio a Tessera, ma in Consiglio Comunale il gruppo misto chiede più chiarezza. Il centro-sinistra veneziano continua a non avere un candidato sindaco, il segretario regionale del PD Bisato però è ottimista, aggiorni un nome rappresentativo dell'intera coalizione. Firmato oggi dal docente di filosofia di Galliera l'atto di denuncia di abusi in seminario, domani sarà depositato in procura a Padova, uno dei due accusati è sacerdote a San Dona di Piave. Sindacato di polizia all'attacco sulla riorganizzazione degli agenti della polizia di frontiera, il segretario generale del FSP Veneto denuncia le gravi carenze d'organico all'aeroporto Marco Polo. Scovato e denunciato il presunto pedofilo che domenica ha tentato di adescare un bambino a Padova, un 26enne che gravitava anche nel veneziano. Badante rumena completamente ubriaca al volante si schianta con l'auto sul cancello di una cantina sociale di Pianiga dove voleva comprare altro vino, denunciata dai carabinieri. Arrivano nuove biotecnologie al servizio dell'agricoltura veneziana e veneta di fronte alle sfide dei cambiamenti climatici, a Mestre gli stati generali della Coldiretti. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antenna 3, edizione veneziana dei nostri telegiornali. Benvengano, dice il sindaco di Venezia Brugnaro, i privati se vogliono fare del bene alla città, è il commento sulla cordata di imprenditori che faranno nascere il nuovo stadio, mentre c'è chi chiede chiarezza. Sono iniziative private, uno dei soldi suoi ne fa quello che vuole, non vedo nessun conflitto di interessi, nulla di nulla, mi sembra semplicemente probabilmente qualcuno che ha provato a dare una mano al Calcio Venezia, mi sembra una cosa positiva, poi che vada in porto o no, io so che è molto difficile quando si fanno imprese che vada in porto, e lo dico da imprenditore, ma non ci vedo nulla di strano, anzi a me fa piacere, cioè pensare che c'è gente che si dà da fare, comincia a darsi da fare per lo sport, per le attività, ce ne fossero tanti così. Pur ammettendo le difficoltà di un'operazione come questa, il sindaco Brugnaro appoggia l'iniziativa di un gruppo di imprenditori che ha già scatenato numerose polemiche in città di istituire Ponte della Libertà, la società che dovrebbe sviluppare il progetto dello stadio da calcio a Tessera. Oltre a Gianni Mion, presidente della società con una quota di 50.000 euro, tra gli imprenditori ci sono anche la commercialista veneziana Miriam Dissegna, il trevigiano Aldo Santi, il direttore del quotidiano Il Gazzettino Roberto Papetti, il direttore di AVM ACTV Giovanni Seno e l'amministratore delegato di OVS Stefano Beraldo. Uno dei soldi suoi fa quello che vuole, poi che sia tutto trasparente. Tu investi dove vuoi, cioè, ma scusa, potete comprare le azioni in borsa o no? Cioè, io non so ma siamo in una società del 2000, cioè siamo andati oltre. Cioè, le persone devono essere libere di fare le cose, devono essere sempre nei limiti ovviamente della legge, delle regole, cioè, ci mancherebbe, ben venga. A chiedere chiarezza su questa operazione ci sono anche i consiglieri comunali del gruppo misto Renzo Scarpa e Ottavio Serena. C'è un insieme di persone, di direttori di giornale, dirigenti pubblici, imprenditori che sono in questa società. Abbiamo chiesto in totale trasparenza se ci può essere qualche profilo di incompatibilità o quantomeno di opportunità. Invieremo in giornata tutti gli atti, questa interrogazione su questo delicato settore dello stadio di Tessera qui a Venezia, lo invieremo anche all'ANAC a Roma affinché facciano delle verifiche, degli approfondimenti. E ora la politica, perché il centrosinistra veneziano continua a non avere un candidato sindaco. Il segretario regionale del PD Alessandro Luigi Bisato però è ottimista, a giorni dice ci sarà un nome rappresentativo dell'intera coalizione. Prima il rettore di Ca' Foscari, Michele Bugliesi, poi l'imprenditrice Gabriella Chiellino, sempre peraltro in buona compagnia perché le loro candidature a sindaco di Venezia, entrambe poi ritirate dagli stessi interessati, sono state precedute e seguite da un ulteriore inevitabile girandola di altri nomi. Difficilmente a Venezia si era assistito, perlomeno in tempi recenti, alle difficoltà incontrate oggi dal centro-sinistra nel designare un candidato sindaco. Mi viene da dire, eravamo un pochettino più indietro sul regionale, sembrava praticamente fatta con candidature che a quel punto potevano veramente essere rappresentative di tutto il mondo del centro-sinistra. Quello che è successo, ormai l'acqua passata non macina più, si direbbe, bisogna ritornare al tavolo e fare soprattutto molto molto presto. Presto quanto? Direi, se mi è permesso, ore, al massimo qualche giorno, perché altrimenti nel frattempo il sindaco uscente è chiaro che è in piena campagna elettorale, anche se pubblicamente non lo sta dicendo.
A giudicare dall'affollamento che in questi giorni caratterizza i vari tavoli di trattativa, l'impressione è che si stia formando un fronte molto ampio che, oltre alle tradizionali forze del centro-sinistra, include formazioni civiche spesso di area trasversale, se non addirittura dalla dichiarata provenienza di centrodestra. Una forza per la coalizione, ma anche una difficoltà per l'individuazione di un candidato. L'importante è che sappia rappresentare mondi oltre il Partito Democratico, cosa lo schema già usato per le regionali, che sia rappresentativo del territorio, del riformismo, di tutte le forze sociali e imprenditoriali che significativamente rappresentano Venezia, che è una città che ha un profilo non nazionale, non internazionale, cosmopolita. E su cosa debba fare il centro-sinistra veneziano alle prossime elezioni comunali ha pochi dubbi Massimo Cacciari, secondo il quale il candidato sindaco deve essere una donna. A Venezia ancora le candidature sono ballerine, sembrerebbe purtroppo, ma ripeto quello che ho detto da sempre, a Venezia bisogna giocarsela così. È un balletto che però rischia di logorare i ballerini e nel quale appare difficile destreggiarsi, quello del centro-sinistra veneziano in vista delle elezioni comunali di primavera. Ma forse pochi conoscono dinamiche e rituali della politica veneziana in maniera approfondita e diretta come Massimo Cacciari, 3 volte sindaco, 2 volte deputato, oggi indiscusso maître à penser con pochi dubbi sul da farsi. Bisogna che ci sia una candidatura forte, a mio avviso, di donna, e con una lista del sindaco, della sindaca, formata da gente giovane e competente, e bisogna andare in quella direzione lì, certamente non presentando ferri vecchi del Partito Democratico. Dove il centro-sinistra ha scelto invece è per il candidato sindaco a presidente della regione, la candidatura civica di Arturo Lorenzoni, docente alla Scuola di Ingegneria Industriale dell'Università di Padova e soprattutto vice sindaco di Padova dal 2017, dopo l'apparentamento al secondo turno con Sergio Giordani, trova d'accordo Cacciari. Fare una giusta scelta da parte dell'area di centro-sinistra, perché promuove anche qui, pubblicizza un'esperienza molto positiva, quella che è stata fatta a Padova, e quindi dice anche a livello regionale bisogna muoversi come ci si è mossi a Padova, e mi pare giusto. Ora veniamo alla cronaca, perché è stato firmato oggi dal docente di filosofia di Galliera Veneta l'atto di denuncia per presunti abusi in seminario, tra gli accusati anche un sacerdote di San Donà di Piave. Ho appena firmato l'esposto che è qui, ecco, in mano, che ho qui in mano e che domani mattina sarà depositato in Procura della Repubblica di Padova. Gianbruno Cecchini, il docente di filosofia di Galliera Veneta, ha firmato fuori dagli obiettivi l'atto di denuncia e non si ferma nella sua battaglia legale e umana. Una vera bomba, quella che è esplosa dopo le sue accuse a 2 preti di presunti abusi sessuali nei suoi confronti, avvenuti a suo dire nei mesi in cui si trovava in seminario. Accuse pesantissime che hanno mandato in fibrillazione la Chiesa e che, se confermate, riguarderebbero 2 sacerdoti, uno oggi in attività a San Martino di Lupari, l'altro a San Donà di Piave. Episodi che risalirebbero, secondo quanto dichiarato sempre da Cecchina, una 30 di anni fa. Lui ora si sta muovendo con l'avvocata Laura Bortolamei. Adesso c'è questa carta, questo documento che attesta ufficialmente quanto lei ha dichiarato. Assolutamente sì, c'è tutto scritto nei particolari, quello che è successo, le minacce, le lettere ricevute, c'è tutto, allegato all'atto c'è tutto. Accuse che dal loro canto i diretti interessati stanno smentendo fermamente, ma il professore di filosofia non demorde. Io respingo tutte le accuse, soprattutto del parroco di San Martino di Lupari, il quale dice che ho inventato tutto. Assolutamente tutto è vero, anzi verissimo. Perché ha aspettato 30 anni? Perché ho avuto delle minacce di morte e ho avuto sempre paura di affrontare la questione. Lei ha paura oggi? Assolutamente no, sono sereno. Finalmente credo sarà fatta giustizia.
I carabinieri hanno arrestato un 41enne marocchino di Marghera già colpito dal divieto di avvicinamento all'ex compagna per atti persecutori. Nonostante la misura restrittiva ha continuato a perseguitarla con minacce continue. I militari martedì l'hanno rintracciato eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale dopo le continue denunce della donna. Nella stessa giornata a Martellago i carabinieri hanno arrestato un 56enne pregiudicato condannato a poco più di 8 mesi per un reato di natura familiare che risale al 2010. Anche lui è stato portato in carcere dove sconterà la pena. Scovato il presunto pedofilo che domenica ha tentato di adescare un bambino nel quartiere di Salboro a Padova. È un 26enne che sarebbe anche recidivo e che gravitava anche nel veneziano. In appena 48 ore i carabinieri hanno individuato e denunciato il presunto pedofilo che domenica pomeriggio ha tentato di adescare un bimbo di 8 anni che stava tornando a casa dopo aver giocato al parco. È un 26enne che abita in un comune dell'Interland padovano. Il ragazzo aveva avvicinato il piccolo mentre in bicicletta stava percorrendo via Salboro a Padova. Prima ha chiesto informazioni e poi l'ha invitato a salire in macchina chiedendogli di toccargli le parti intime. Il bambino però è riuscito a scappare a casa e a raccontare tutto alla mamma che sotto shock ha subito allertato i carabinieri. Il piccolo con il suo racconto ha fornito dettagli precisi sull'uomo e sulla sua auto che sono stati decisivi per l'individuazione. La macchina del 26enne è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza della zona e così i carabinieri sono riusciti a tracciare il percorso fatto e a risalire al ragazzo che è stato denunciato per adescamento di minore. Purtroppo non sarebbe la prima volta che il 26enne si rende protagonista di fatti così gravi. In passato aveva tentato di adescare 2 minorenni, gli episodi erano avvenuti nel veneziano. Denunciata dai carabinieri perché già ubriaca voleva comprare dell'altro vino ma si è schiantata con l'auto. I carabinieri di Dolo hanno denunciato una 48enne di nazionalità rumena che a bordo della sua auto ha perso il controllo e si è schiantata contro il cancello di una cantina sociale a Pianiga che stava raggiungendo per comprare altro vino. La 48enne infatti di professione badante era completamente ubriaca. I militari intervenuti poco dopo per prestarle soccorso ci hanno messo poco a capire il motivo dello schianto contro il cancello della cantina. L'hanno sottoposta all'alcol test scoprendo che il suo tasso alcolemico era di 3,33 grammi per litro di sangue. Il veicolo è stato sequestrato. Mentre al Ministero si decide la riorganizzazione degli agenti della Polizia di Frontiera, il segretario generale del sindacato di polizia denuncia Venezia viene penalizzata ancora una volta, servono più agenti. In questi giorni al Ministero si sta discutendo di riorganizzazione della Polizia di Frontiera a 360 gradi, terrestri, porti e aeroporti. Un progetto in via di definizione che però, denuncia il segretario regionale Armelao, vede Venezia penalizzata ancora una volta. Prevede un solo 70 uomini di incremento dell'organico a differenza degli altri scali nazionali come Malpensa e Fiumicino. Pensate che solo nel 2019, facendo una media, visto che le statistiche sono tante care al nostro Ministero, la statistica che ovviamente può dar fastidio al Ministero, e la diciamo noi, è che un agente di media ha controllato circa 82.000 persone nell'anno 2019, a differenza dei 56.000 di Fiumicino e dei 66.000 di Malpensa. Quindi diciamo Venezia deve avere un aumento dell'organico alla pari di quello che è diciamo, il numero di passeggeri in transito, dividendo appunto per gli agenti in servizio, deve comunque quasi equipararsi agli altri 2 scali principali nazionali. Gli agenti necessari dovrebbero essere più del doppio. Ce ne vorrebbero solo per la Polaria, perché ricordiamo che Fiumicino e Malpensa hanno solo l'aeroporto, noi qui la frontiera di Venezia ha anche il porto. Solo per l'aeroporto ci vorrebbero almeno 200 uomini per andare diciamo alla pari degli altri 2 scali nazionali. La rimanenza ovviamente portarla ovviamente alla Polmare. Loro stanno quantificando un aumento di 70 uomini tanto da arrivare a circa 260 uomini totali, quindi mi auguro che i 260 non siano definitivi ma che si arrivi almeno a 300, di cui 200 solo per l'aeroporto di Venezia. Da anni, aggiunge Armelao, Venezia soffre anche di una carenza cronica di ufficiali di PG. Rivolgo un appello a tutti i politici eletti nella nostra zona che facciano sentire la loro voce nei confronti del Ministro dell'Interno, del Capo della Polizia e di tutti gli uffici dipartimentali che stanno appunto discutendo di questi rinnovi degli organici.
La politica deve affrontare la questione dello sbocco del Veneto verso il nord, solo così si potrà essere davvero competitivi, lo sostiene l'assessore comunale allo sviluppo economico di Venezia, che lancia un messaggio al governo. Noi siamo una regione di grandi esportatori, esportiamo verso la Germania, verso la Francia, esportiamo in tutta Europa. Se non abbiamo le infrastrutture non possiamo più esportare, se non esportiamo più chiudiamo le fabbriche e perdiamo i posti di lavoro. Dobbiamo decidere se vogliamo una finta decrescita felice, in cui vuol dire perdere posti di lavoro e perdere il nostro benessere, o invece lavorare per essere competitivi con il resto d'Europa. È evidente che in questo il porto, il prolungamento delle autostrade, lo sblocco di alcuni problemi che sono, che ne so, la Romea che collega Chioggia e Venezia, che è un problema enorme, e altri nodi infrastrutturali, solo sbloccando questi possiamo pensare di essere competitivi con altri sistemi. La questione dello sbocco del Veneto verso il nord è un tema che si sta affrontando da tempo attraverso lo studio e l'analisi di dati del traffico, flussi di merci, scelte politiche. Il prolungamento dell'A27, ad esempio, è fondamentale non solo per il bellunese ma anche per l'intero asse infrastrutturale del Veneto, terza regione d'Italia per export che periodicamente ha dei limiti al transito delle merci dal Brennero. Il governo però, evidenzia l'assessore Venturini, deve fare la sua parte. Dobbiamo tornare ad avere sul tavolo dei ministeri e dei governi la priorità delle infrastrutture. Purtroppo negli ultimi 2-3 governi non siamo riusciti ad avere un'interlocuzione decente con i ministri delle infrastrutture e dell'ambiente, e vengono viste le grandi opere solo come problema ambientale, quando invece sono la risposta alla crescita delle imprese e del nostro territorio. Chiediamo al governo di smetterla di fare il pesce in barile, di affrontare le questioni irrisolte e non pensare che non decidere porti consenso. A lungo andare non decidere ammazza i territori. Su questo alta velocità, raddoppio di alcuni tratti autostradali, cura del ferro dove serve e sblocco delle opere portuali sono il minimo indispensabile per poter garantire ai territori lavoro e sviluppo e benessere. Ora ci fermiamo per un piccolo break, ma rimanete con noi. Di nuovo in diretta, edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. Arrivano nuove biotecnologie al servizio dell'agricoltura veneziana e veneta di fronte alle sfide dei cambiamenti climatici. A Mestre gli stati generali della Coldiretti. Maggior sostenibilità, meno utilizzo di prodotti fitosanitari, una ricerca tutta italiana, soprattutto pubblica, perché sia in grado di essere trasparente e di dare realmente delle notizie, delle nozioni senza che siano strumentalizzate da gruppi di interesse economico, e penso che sotto questo punto di vista l'Italia possa assolutamente essere protagonista nei prossimi anni rispetto a quelli che sono i bisogni che il mondo stesso ci richiede. Innovazione scientifica come baluardo a difesa del nostro patrimonio varietale per mantenere la biodiversità e la ricchezza degli ecosistemi. Le biotecnologie moderne che, distaccandosi dagli OGM, agiscono sul DNA delle specie, così come avviene in natura, rappresentano, secondo la Coldiretti, il futuro delle nostre produzioni agricole. L'introduzione in agricoltura di cisgenetica e di genome editing riguarda il miglioramento genetico passando per vie naturali, quindi non ha niente a che fare con transgenesi o OGM. Resistere anche a questi cambiamenti climatici, a una scarsità di acqua piuttosto che anche a una capacità intrinseca della pianta di supportare resistenze dall'esterno come patogeni, come insetti, come diciamo le malattie che vanno a colpirla, in maniera tale che si possa sempre di più essere produttivi nella sostenibilità. Innovazioni che dunque aiuterebbero a superare varie difficoltà dell'agricoltura, dai cambiamenti climatici all'avvento di organismi patogeni, senza stravolgere il corso naturale della vita in campagna. La novità scientifica è del 2014, l'applicazione è attuale, per cui prima di avere prodotti seriamente parliamo di 5-10 anni. Prima di avere i primi prototipi però 2-3 anni. E adesso l'ambiente con il report sul veneziano per la raccolta rifiuti. Nelle differenziate e nel secco diminuisce la quantità di scarti, ma resta ancora molto da fare.
La città metropolitana di Venezia per la terza volta prima in Italia per i rifiuti urbani con il 69,1% secondo il rapporto ISPRA 2019. Censimento con i dati 2018 che evidenzia come la differenziata sia in crescita in particolare su Mestre con oltre il 69% e su Venezia, Murano e Burano con quasi il 30%, sebbene qui ci sia il porta a porta. Sorpresa per Pellestrina, Virtuosa al pari di Mestre nonostante cambi il numero di residenti, ma resta ancora molto da fare a causa degli errori di scarti buttati nel secco. Il costo in bolletta non diminuisce laddove si potrebbero risparmiare diversi milioni di euro. Complessivamente se tutti i nostri cittadini serviti nell'intera provincia di Venezia e nel comune di Mogliano riuscissero a fare al massimo del livello teorico possibile la raccolta differenziata, risparmieremmo 5 milioni di costi. Sforzo che richiederebbe di lavare ad esempio i vasetti di yogurt dopo l'ultimo cucchiaino immerso e così con le scatolette di tonno o vasetti di altro tipo. Idem per i cartoni della pizza che non vanno gettati nella carta ma nell'indifferenziata. Accorgimenti anche per l'umido che va gettato obbligatoriamente nell'apposito sacchetto. Report che evidenzia come purtroppo le città del veneziano a maggior flusso turistico, specie quelle vacanziere del litorale, siano nel fanalino di coda di questa classifica che racconta di buona educazione e rispetto per se stessi e per gli altri. C'è uno scotto da pagare per le città turistiche che accolgono le persone per le proprie vacanze e non tutti possono conoscere le regole che ci sono nel posto dove si va. Però insomma ci sono già esperienze positive anche nei litorali, soprattutto si confida su una crescita della coscienza ambientale e anche sui controlli che servono. A Venezia prosegue la mobilitazione contro il nuovo albergo agli ex gasometri, partecipata assemblea pubblica dei cittadini nell'aula magna del liceo Benedetti. Partirà il 24 febbraio la bonifica dell'area ex gasometri a Castello. La conferma è arrivata durante un'assemblea convocata da un piccolo comitato di 5 ragazzi nell'aula magna del Benedetti Tommaseo, alla presenza della dottoressa Petra Scanferra dell'Università degli Studi di Ca' Foscari, che coordinerà la bonifica, e di Roberto Pellai, titolare di TEV Group, ditta incaricata alla bonifica dell'area di circa 7.000 metri quadrati, adiacente all'istituto scolastico. I comitati dicono no alla costruzione di un nuovo albergo e chiedono invece che l'area rimanga ad uso residenziale con servizi per lo sport. Sono venuto a portare la solidarietà dei comitati di Tessera alla battaglia degli ex gasometri, perché i metodi di svendita di questa città sono comuni in tutte le parti del nostro territorio. I cittadini non vedono di buon occhio, come riassume anche Andrea Grigoletto, la nascita di un nuovo grande albergo ad opera dell'imprenditore tedesco Ivan Holler, lo stesso che ha già realizzato 2 mega ostelli a Mestre. Si è partiti con la vendita delle aree pubbliche a privati da parte delle cosiddette giunte di centro-sinistra, per poi arrivare all'attuale sindaco Brugnaro che le trasforma definitivamente in alberghi. Una politica che non può essere accettata se vogliamo un nuovo modello di sviluppo più green e più vicino ai territori. In chiusura una notizia da poco battuta dalle agenzie, perché sarà Cristian Ghedina il protagonista del volo dell'Aquila 2020, il campione italiano con più vittorie negli anni 90 nella discesa libera di Coppa del Mondo di sci alpino. Volerà domenica 23 febbraio alle 12 dal campanile di San Marco sul palco della piazza per il tradizionale evento che ha visto prima di lui tra le aquile sportive Giusy Versace, Carolina Kostner, Francesca Piccinini e Fabrizia Dottavio. Il discesista di Cortina d'Ampezzo, si calerà dal campanile sventolando la bandiera dei prossimi campionati mondiali di sci del 2021 di cui è ambasciatore. L'evento, che si terrà a Cortina, che precederà le Olimpiadi del 2026 e interpreterà una versione del tutto originale di discesa libera, questa volta non sulla neve ma in aria. Naturalmente poi ci sarà anche qualcuno ad aspettarlo sul palco della piazza, la conduttrice televisiva Cristina Chiabotto, già madrina della manifestazione nel 2006.
Prima di chiudere anche la nostra programmazione, perché questa sera dopo i nostri telegiornali a 20:10 ospite sarà Alessandro Luigi Bisato, segretario regionale del Partito Democratico Veneto, con cui si parlerà naturalmente di elezioni regionali ma anche elezioni cittadine di Venezia. È tutto per questa sera, io vi ringrazio per averci seguito e vi lascio alle previsioni del tempo. Arrivederci. Benvenuti al meteo. Venti di maestrale sul nostro territorio, tempo comunque sempre in genere stabile e asciutto. Il dettaglio di mercoledì 19 febbraio. Sul Veneto sarà una splendida giornata soleggiata, il cielo infatti si presenterà al massimo poco nuvoloso, non si escludono tuttavia nubi basse e locali nebbie al mattino sulle aree pianeggianti. Vediamo anche le temperature minime tra -2 e 4 gradi, massime invece tra 9 e 13 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli, Venezia e Giulia, sole su tutti i settori, solo per qualche addensamento sulle zone alpine, anche con qualche piovasco associato. Temperature minime tra 1 e 6 gradi, massime invece tra 11 e 13 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, anche qui sarà soleggiato ovunque, locali nevicate fino al piano sui confini alpini. Temperature minime intorno a -2 gradi, massime invece tra 10 e 11 gradi. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.